Rieccoci, Sindaco risponde all'appuntamento di tutti i martedì. Il Sindaco è a vostra disposizione per ricevere delle domande e per cercare di risolvere tutte le problematiche che ci sono in città. Per farlo chiamate allo 049 80 77753, potete mandare messaggi al 345 334 1171 oppure potete mandare l'email. Il Sindaco risponde @gruppotv7.com. Elisabetta, andiamo con la prossima serie di 4 messaggi. Vi siete dimenticati del quartiere Crocefisso? Avete dato vita a Salboro, Guizza, Volta Barozzo, Tre Garofani. Ricordatevi che ci sono anziani che anche loro hanno bisogno di servizi. Non ci siamo dimenticati, francamente, forse potremmo fare di più, questo è sicuro, ma non ci siamo dimenticati assolutamente. I quartieri sono più importanti del centro storico sotto certi aspetti, perché fate solo cose per il centro storico, non è vero, pensiamo veramente a tutti quanti i quartieri, va dalla Cella, Guizza, qualsiasi quartiere, anche Crocefisso, può essere che possiamo fare qualcosa di più, per carità, questo è vero, però vi garantisco non dimentichiamo nessun quartiere, assolutamente. Andiamo nel messaggio successivo, Elisabetta. Fare manutenzioni ai platani lungo via Altichiero e via Sacro Cuore. Da quando c'è questa amministrazione non è mai stata fatta. Un po' di vento e cadono rami. Rimettete il netturbino di quartiere, visto che i quartieri tipo Altichiero e San Gregorio sono lasciati nello sporco più completo. Io penso che Padova in generale sia una città molto pulita. Se poi c'è qualche problema sul quartiere perché magari qualcuno non civile butta rifiuti o non si comporta correttamente, questo è possibile, ma non ditemi che Padova è sporca, per cortesia, perché in continuazione dicevano complimenti per la pulizia di Padova. E qua non parlo di Padova, non parlo solo del centro storico, parlo di tutta Padova. Per carità, ci può essere qualcosa che non funziona, può essere che dobbiamo migliorare qualcosa, ma veramente stiamo attenti a tutto quanto. Abbiamo anche sotto l'aspetto sia l'assessore che il dirigente responsabile, in maniera maniacale stanno attenti a queste cose. Per cui se c'è qualche, ovviamente, qualche problema, adesso io prenderò nota e mi interverrò, può essere che sia qualcosa che non funziona, però garantisco, se tutti ci comportiamo bene, siamo civili, i cassonetti, buttiamo il prodotto nei cassonetti, la differenziata, Padova è una città molto pulita. Terzo messaggio, Elisabetta. A proposito del tram, avete pensato di modernizzarlo con il trasporto inclusivo delle bici al seguito del passeggero, come succede in altri paesi europei? Lo chiede Anna. Si può salire con la bicicletta sul tram, nel senso accompagnare la bicicletta, si può salire, anche adesso. Non c'è un appoggio esterno, se questa è la domanda, ma se uno vuole salire... No, intendeva proprio se poteva salire nel tram, certo, oggi con il... Certo. E quindi si può. Lo fanno pochissime persone, però c'è chi lo fa anche. Certo, andiamo con l'ultimo di questa serie, Elisabetta. Ma il calcio Padova tornerà alla Piani? Ora la sporcizia e il degrado regnano sovrani, ma non sarebbe ora di fare ordine piuttosto delle gradinate? Meglio un park. Cerco di prolungare. Allora, la Piani è veramente sotto l'aspetto per lo sport, per il calcio è un monumento, è una cosa importante. Una parte a suo tempo è stata messa a posto. Il terreno gioco non è assolutamente male, la tribuna è messa a suo tempo, è stata messa a posto. Il problema adesso è la tribuna est. Allora, la tribuna est ha grossi problemi perché sta, non dico crollando, ma quasi, per cui è stato fatto un finanziamento per quanto riguarda la tribuna est che verrà demolita completamente, ma come sarà demolita? Sarà anche ristrutturato come era 40 anni fa, con cui adesso cerco di semplificare, una duna di terra, per cui anche piacevole sotto l'aspetto visivo, come era 40 anni, e tutti i 3-4 guardoni, 5, adesso non mi ricordo più, c'erano i bagni, sarà la norma, l'illuminazione, tutto quanto. Questo quando sarà fatto, la prima parte è stata finanziata, però non
abbatteremo la curva prima di avere anche finanziamento per quanto riguarda il rifacimento come 40 anni fa. Per cui sarà una bella cosa, adesso è veramente brutto. Vi ricordo che spesso e volentieri bisogna fare pulizie. Avete visto che la zona è transennata completamente perché è pericolosa, per cui chi deve fare pulizie non è banale andare, bisogna chiedere permesso della sicurezza, bisogna andare col casco, è veramente complicato. Sì, però mi scusi, però ha ragione, perché uno entra in Padova, in Prato della Valle, vicino al Santo, vedere quella situazione lì. Infatti sto dicendo proprio che verrà demolita. La domanda è tra quanto verranno trovati i soldi, oppure questo disegno? Io penso che a livello di giugno, luglio, più o meno doveva essere questi, i tempi non so mai di preciso, perché ho imparato che i tempi che faccio io sono sempre in maniera ottimistica. In questo periodo poi c'è un grosso problema, mancanza di materia prima, di prodotti, di ricambi, c'è un grosso problema. Però penso sarà fatto velocemente, l'assessore Bonavia ha già fatto il progetto, a parte finanziato, a parte adesso ancora finanziato, io penso che partirà prima dell'estate, partirà maggio, giugno, luglio, una cosa del genere, partirà a breve. Verrà fuori una bella cosa, verrà fuori anche una pista ciclabile che passa proprio sotto e va a congiungersi per quanto riguarda il Prato della Valle. Verrà fuori una bella cosa. Bene. Adesso allora, il frontale è bellissimo, il parcheggio è bello, quella zona sarà cambiata radicalmente. Dico un'altra cosa piacevole per quanto riguarda oggi chi cerca il posto di lavoro: da marzo a novembre ci sono stati 8 concorsi per oltre 100 posti. Delle 1711 persone attualmente in servizio a tempo indeterminato, circa 1 su 3 è stata assunta negli ultimi 5 anni, quindi avete fatto anche una bella cosa per quanto riguarda l'assunzione a tempo indeterminato e anche per questi concorsi, Sindaco. Noi tutti sanno che non possiamo assumere in più, per cui stiamo efficientando al massimo la struttura organizzativa del Comune. Devo dire che sono molto orgoglioso. Tutti pensano che l'amministrazione pubblica non lavori con efficienza, vi garantisco che Padova non è così. Padova, sia a livello dirigenti, sia a livello di chi opera all'interno del Comune, vi garantisco che no adesso, anche prima, non voglio fare discorsi politici, è sempre stata una buona amministrazione, c'è gente che lavora con coscienza, con impegno, con volontà. Se noi abbiamo vinto tante gare sotto l'aspetto governativo PNRR, è perché abbiamo qualità. Non è un'azienda tra virgolette, abbiamo qualità di chi opera in maniera importante. Sono molto soddisfatto e molto orgoglioso perché sia l'assessore Benciolini sia il dirigente del settore delle risorse umane Sonia Furlan lavorano molto bene, sono molto contento. Ecco, parlava del PNRR e c'è stata un po' di marita per la nomina dei tecnici per Palazzo Moroni. Com'è la situazione attuale, Sindaco? I tecnici sono stati nominati dalla Regione, non sto scaricando la responsabilità, sto dicendo quello che è, sono 3, sono già operativi, stanno già collaborando con la direzione generale del Comune di Padova, c'è un'ottima collaborazione, stanno andando bene, per cui è un aiuto per quanto riguarda il PNRR. Ricordo che i PNRR sono fondi importantissimi che possono far cambiare Padova, non Padova, l'Italia. Sono fondi importanti che vengono solo se vengono fatte riforme a livello nazionale e se usiamo in maniera oculata e intelligente i soldi. Sono risorse importanti, ad esempio per quanto riguarda il tram, la linea C2, Rubano di Gonza, sono 430. No, parlavo dei tecnici adesso. I tecnici sono un aiuto che danno dalla provincia alla regione. Perfetto, no, perché era venuto fuori un po' di confusione. No, una persona ho letto che ha avuto dei problemi, non mi completo, non lo so, francamente. Che era un compito della regione, volevo sapere se erano stati appunto. Ma non voglio dire che è colpa della regione. No, colpa, mi scusi, sbagliato io dirlo. Chi li ha nominati è la regione, su indicazione del governo, punto. Senza dire colpa di questo, non mi appartengono mai. Va bene, li assenti ha ragione, li assenti la regione, quindi poi è venuto fuori un po' di problematiche che sono state risolte, mi sembra, quindi si andrà avanti. Altri 4 messaggi, andiamo con il primo. Lodevole la piastra di basket in via Trieste, ma completare con l'altro canestro è in previsione? Grazie per la risposta.
Cosa vuol dire? Cioè, Che c'è un canestro da una parte, dall'altra parte non c'è nulla. Si possono metterne due in modo che si giochi la partita? È previsto uno solo. È previsto uno solo, quindi non si può. Andiamo col secondo messaggio. Non si può, non so, sarebbe difficile. Sono stato ultimamente in Prato della Valle di sabato pomeriggio. Ritengo opportuno sorvegliare prima che degeneri la situazione. I giovani dovrebbero essere il nostro futuro. Grazie, Fabio. Qua devo ringraziare le forze dell'ordine, perché man mano che questi ragazzi si incontrano per fare azioni un poco piacevoli, intervengono la questura piuttosto le forze dell'ordine per cercare di demotivare queste azioni. Hanno subito un grosso problema i nostri giovani, sono stati a casa 2 anni e di conseguenza sono ragazzi, è stato un periodo difficilissimo. Pensate di stare a casa 2 anni, non andare a scuola, non socializzare, non andare a discoteca piuttosto che fare sport. Non sto giustificando, perché le azioni di violenza non sono mai giustificabili. Però noi cerchiamo anche di capire il perché con il sociale e stiamo dando da fare. Però nel contempo le forze dell'ordine non stanno schedando, stanno solo attenti che non vengano fatte queste cose. È una cosa importante, veramente. I ragazzi hanno vissuto un periodo molto difficile. Cerchiamo di venire incontro, di essere ragionevoli tutti quanti, di aiutare i ragazzi stessi e le famiglie, che spesso e volentieri ci dicono grazie alle forze dell'ordine perché intervengono per dire ragazzi calmi e tranquilli. Terzo messaggio, credo sia il terzo, Elisabetta, perché poi non vorrei dimenticarmi la serie. Cosa pensate di fare per Via Dante, dove tutta la strada è sconnessa e viene pericolosa farla in bici? Lo chiede Rita. Via Dante, ricordo, è un cittadino ancora, è stato rifatto 2 volte. C'è il fondo che ha qualche problema e stiamo pensando probabilmente di rifarla un'altra volta, però i tecnici stanno cercando di capire come evitare i problemi, nel senso, spendere soldi per poi essere come prima non va bene. È vero che è sconnessa, è vero che ha delle difficoltà, ricordo non passa più l'autobus, non passano più mezzi pesanti, il traffico è un importante. Stiamo pensando con l'assessore Mencalisti cosa fare. Una delle ipotesi è fare completamente non l'asfaltatura, perché è tutto quanto San Pietrini. Stiamo pensando cosa fare. E in programma stiamo ragionando, non sto dicendo stiamo facendo, però è vero che è sconnessa. Andiamo con il quarto di questa serie. Piazza Barbato a Ponte di Brenta. Ora che le scuole sono tornate in presenza, già alle 9 del mattino è satura tra parcheggio dei residenti che non hanno garage, insegnanti ed ausiliari delle scuole e parcheggio dei negozianti che vengono da fuori città. I clienti dei negozi si lamentano perché non trovano parcheggio per venire nei negozi. Lo dice Liana. Vero? L'unica cosa per risolvere questo problema è il trasporto pubblico, non ci sono altre soluzioni. Evitare che uno usi la macchina anche per andare a scuola piuttosto che andare in qualsiasi altro posto, non c'è soluzione, credetemi. Bisogna evitare l'auto, motivo inquinamento, motivo parcheggio, le cose che ha osservato la signora sono tutte vere. Noi stiamo cercando di evitarle queste. Ecco, ovviamente questo però bisognerebbe che ci vorrebbe la buona volontà di chi accompagna ovviamente anche i ragazzi a scuola. Sì. Ricordo i numeri per interagire: 049 8077 753, dimentico sempre un 7, per i messaggi 345 33 411 71 per i messaggi, per le email sindaco risponde @gruppo-tv7.com. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Facebook, andate sul nostro telegiornale, perché dai reporter potete scrivere messaggi anche su quella piattaforma lì. Allora volevo chiedere poi che a Bruseana stanno facendo un bacino di laminazione per in modo tale che domani, fra l'altro, nel nostro telegiornale delle 12:15 Elisabetta sarà in diretta con il vice sindaco Michalizzi, che ci racconterà quello che stanno facendo proprio lì, un lavoro molto importante.
Il bacino di laminazione molto importante. Il terreno dovrebbe anche servire proprio per fare il discorso della piana. Per cui il terreno che utilizzeremo sarà proprio parte di quello per fare la famosa duna. Ah, quindi raccogliete il terreno che viene tolto ovviamente per fare il bacino. Per fare i bacini. E lo porterete poi al prato della valle dove c'è la piana, insomma. Esattamente. È un modo intelligente per utilizzare il terreno che dobbiamo ovviamente togliere per fare il bacino di eliminazione, che vuol dire sicurezza idraulica, e faremo la piana. La duna per parte, la duna per la piana, piuttosto che altre cose, piuttosto che usarla prima che non me lo chiede, per il parco Tito Livio ci vuole il terreno vegetale a posto, per cui questo è un altro terreno che va utilizzato sempre. Certo. E quanto tempo ci vorrà per vedere l'opera compiuta? No, i tempi. No, visto che è iniziato, le ho chiesto. Ha iniziato, non so, ci vorrà un anno, 9 mesi. Un anno per farlo, siccome non so i tempi di... È molto complicata la faccenda, non è semplice, è un'area grande. No, sì, ho visto che è grande, solo che volevo chiedere i tempi là. Poi avete fatto il bono taxi con un nuovo finanziamento di 100.000 euro, sì. Il servizio è stato riattivato, si tratta di voucher pari al 50% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti. Ogni beneficiario avrà a disposizione un massimo di numero 20 buoni al mese non cumulabili. Cosa vorrebbe dire, Silvio? È un'iniziativa che ha avuto un grosso successo. La prima parte è stata finanziata dallo Stato, questa volta abbiamo finanziato noi come amministrazione. Ma se io voglio avere il voucher, come devo fare? Devo venire in comune? Se fa domanda, sanno perfettamente come fare. I servizi sociali ottengono un codice per utilizzare il voucher, sanno perfettamente cosa fare. Sono state migliaia di domande su questo senso. Vengono utilizzate gli anziani, i disabili, qualsiasi per motivi anche sanitari. Ha avuto un grosso successo. Solo per motivi sanitari o anche uno... Devo andare all'ospedale, devo fare qualsiasi cosa. Se devo andare in stazione, faccio un esempio... No, ecco, appunto, solo per motivi impellenti. Ovviamente non devo andare in stazione per prendere il terreno, no, assolutamente. No, è meglio Chiarillo, magari qualcuno pensa che sia... Vi garantisco che ho ricevuto molte telefonate, sia di complimenti che richieste, quando ripartite. Siamo partiti dal 1° marzo. È una bella cosa che è questa. Molto bella. Andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte con il sindaco, tra poco.